Maria, che disastro che ha fatto sta alluvion. S'ha disperso fin, lo metto timido. Aracighè, Lodovico, cosa affetto da ste bande? Ciao Dino, a Sodrio dar una man cavar via tutto sto luame. Non è che per caso in mezzo al luame e t'è visto anche all'ometto timido? No, ma l'ho visto prima che faceva immersione. Eccolo! Ometto, s'affettola! Ven fuori dall'acqua, par piacer! Ciao Dino! Sto cercando di desbugare il seciar. Ma va là, Oco! Ven fuori da lì prima che te ciappe la lettospirosi! Vara che disastro, Lodovico! Non mai visto una roba compagna! E poi te sai che l'acqua non la me piace! La fa smarsire i pai e le sta proprio un disastro imprevedibile! Ma non so mia quanto anomalo che sia sta. Non mi risulta che sia più appeso scravassata de sti ultimi 40 anni. Il problema è che in sti anni non si è mai fatto tanto lavoro di manutenzione cavando sassi dai letti dei fiumi o controllando gli argini. Dimelo, Lodovico, de chi è la colpa? Che il fember tutto, sto brodo de pocciamento. Ma no, Dino, non è mia colpa di questo o quel sindaco precedente. Te puoi anche essere il meglio amministratore di sto mondo, ma se non te gai skei da amministrare, siete depriva delle tue risorse. Cosa ghetto da amministrare cosa? Ma scusami, i veneziani gli ha fatto grandi opere sulle vie d'acqua e ha sistemato loro tutti i fiumi e canali del Veneto, dirottandoli come che volea. Si era buoni loro durante la Serenissima, perché non si può farlo adesso? Che discorsi? Loro vivevano nella Repubblica Veneta, un stato indipendente. Non aveva da domandare permesso a nessuno. Si teneva le risorse del territorio e sapeva loro come investire per ancora pulito il territorio e i suoi fiumi. Ma ci ghemo da domandare permesso? Dino, ma io setto che ogni anno i Veneti paga 70 miliardi di euro di tasse. E ghetto idea di quanto che ne torna in drio? Ah, lo dico tutti, ma spero al manco una buona fetta, se no che porto mi personalmente tutto sto luame. Pensa che di sti 70 miliardi che paghemo, solo 9 miliardi viene restituiti alla regione Veneto per spese regionali e solo altri 6 miliardi di euro per tutti i comuni e province venete. Ma è peso della lettospirosi? Sa che fai coi skei che resta? I festini bunga bunga? Eiga da costar carico i festini. Fa conto che su 581 comuni del Veneto, ben 131 sta coinvolti da sta alluvione. Parliamo di un quinto dei comuni, con bottega lagà, merce rovinà, cantine sotto acqua, automobili da buttar via. I dice che ne darà qualche milione d'euro per sistemare sto casin. Dito che basta, Ludovico. Vedi ti, parliamo di decine di migliaia di veneti che gappatio danni per decine di migliaia di euro ciascuno. Parliamo di un totale di centenari di milioni di euro in danni. Te che vuoi a risarcire tutto con pochi milioni di misericordia. Qualcosa non mi torna. Ne altri che demo 70 miliardi di tasse ogni anno. Lori se le mai a quasi tutti. E poi adesso che in bisogno ne dà 4 migole di beneficenza. Ma allora, sa serve lo sto stato? Vedrai Dino, adesso arriverà Bertolaso Che abbia detto che a Vicenza che piende night. e sistemerà tutto. Fai come me, stai ad aspettare che ci salvino e implora aiuto. Mi non mi metto no, in zenoccio, a domandar skei a qui che mi asa c'avè. Meglio che se rangen e den una man a nettar su. Dopo, quando sarà ora, farei i conti. To, metto, ciapa il bail e da una man anche a ti. Tutta quest'acqua. Se fosse stare ciotto, sarebbe sta un altro mistier.